Saul aliere d'accordo anche lui di Copalu. In che dì si dischiadenà una grande persecuzione contro l'Eglise di Gerusalemme. Si sparniciare in duc per campagnes de Giudee e de Samarie fur che gli appuestui. Oms di religione a sapulir in stiefin e a fazer in sore di lui un gran corotto. Intant Saul al fiscave la glesie. Al passave di chiesa in chiesa, al strissinave fur oms e feminis e iu metteva in prigione. Che si ieri in sparnicià salevin di un luc all'atri, contant la peraule de buine gnove. E così Filippo, l'attiu in una città de Samarie, ur predichiave il Crist. La int si buttava a pletonda ur di lui, perché che assintivin a fevelà di spiei che faseve, e che iu viodevin di persone. Da iumins che ierin lambicas di spir soz, assaltavin fur petan granj berlis, e anche un evore di pidimentas e di sturpias ad er indicà. E affò grande gionde in che città. In città li era stati dopo mai un uomo di non Simon, di mistir, mago, che faseve là testelis la in di Samarie. Si ritignive di sé un alg di grand. E duc, dal più piccolo al più grande, i levin da uri. A disevin che stom alle la virtù di Dio, che le clamin la grande. Si che dunque i levin duc da uri, perché caliere un piec che taiveva in ciussis coi siei striamens. Quanche però a scominciare in acrodigli a Filippo, che urcontave la buina gnove dal ream di Dio e dal nome di Gesù Cristo, si faser in battià oms e feminis. Anche Simon al crodè e si fase battià. Non lasciave un momento Filippo e al restave per via dai spiei e dai grandi miracoli che succedevano sotto dai sei voi. Dal frattempo, appuestui, venius a savè a Gerusalemme che la Samaria si era virgiude alle parole di Dio, a mandare in Pieri e Giuan. Allora alle rignu e a preare in parlor perché acchiappassero il don dal Spirito Santo che non li erano chiamano vignuti per sore di nessun. A ieri in dome sta sbattias tal non dal Signor Gesù. Allora Pieri e Giuan urmetterin l'insman sul chiaf e acchiapparin il Spirito Santo. Quanche Simon al viodè che acchiappavin il Spirito Santo dagli appuestui, mettinti ur l'insman sparsore, ur proferì bees. Daimi, dissal, anche a me queste virtù, che quel che metterà l'isman sparsore di lui al chiappi il Spirito Santo. Ma Pieri rispondè, che tu fasi su una brutta fin, tu e i tiei bees, già che tu ti sei inludud di comprare il don di Dio a sun di bees. In questa questione tu non tu has ni art ni part, perché il tuo cur non è franc denan di Dio. Pentissiti dunque di queste tue iniquità e pre il Signor che sa la cor ti perdonerà, che sbrut pinsir che tu has voluto. Ti viot di fat su turno, cul marum de fel e chiappata i las de tristerie. I rispondè Simon, preai tanti vuatris per me il Signor, per no che mi succedi ciò che veis dit. E loro, dopo di aver testimoniato e di aver contato la paraula dal Signor, a tornare a Gerusalemme, predicando la gnove in cetagni borgs de Samarie. L'agnul dal Signor i fevelà a Filippo e i disè, partis e va a des bandis di misdì sulla strada che di Gerusalemme e va giù a Gaza, e gli è deserte. Si chiappa su e si mette in viaggio. Giusto in quel, al tornava in Daur un etiopico, un chiastrat, gran funzionario di Candace, regine de Etiopie, sorestant di tutti i sei tesaurs, che aveva stato pellegrin a Gerusalemme. Sentato sul suo biroccio, aliere Daur a lei il profeta Isaie. Il Spirit gli disse a Filippo, spessee e chiappe che il biroccio. Filippo, al rivà di tutte corse e al sentì il chiastrat, calleve il profeta Isaie. I domandà, capissis tu alg dice che tu leis? I rispondè, c'è mut fasio mo, se nessun non mal sclaris. E i disse a Filippo di montare su sul chiar e di sentarsi in bande di lui. Il toc de scritture che stava leint ali era chest. Come un epiore lo han menata al macel,
tanche un agnel che nol bele denandi quel che lutose, così lui nol viarci la sobocchie. Te so umiliazion iandinea della giustizia, cuif velarai al mai de so giarnazie, parce che la so vite le han chionciade de tiere. Voltansi vers di Filip, il chiastrati disè, par plasè, di cui feveli il profete, di sé o di qualchidun altri? Allora Filip al tacà a fevelà e partin di che stoc de scritture i contà la buine gnove di Gesù. L'antindenant arrivare in la candiere aghe e il chiastrati disè, vecchi laghe, isalal che mi impedis di essi battiat? Al fasè ferma il chiar, a dismontare in duci doi talaghe, Filippo e il chiastrat, e lu battià. Ma quando fuori intornas fur da laghe, il spir dal Signor al strafuì Filippo e il chiastrat non lu viode atri. All'eppe sostrade dut content, e Filippo si chiatà in Azot, continuando la sostrade, e al contave la buine gnove in tutte le città che al passave, fin tremai che arrivà a Cesaree.